Riprendiamo. Onorevole, a lei la parola, perché qua ci sono varie situazioni che vengono implicate. Poi tra l'altro c'è anche questa battuta che non è certo piacevole del primo ministro, del ministro dell'interno tedesco di Berlino proprio, dice: l'Italia non è affatto sopraffatta dagli arrivi dei migranti, e nel sostenerlo dice che la Grecia hanno avuto delle entrate molto importanti, l'Italia invece dovrebbe essere allarmata se arrivassimo a 350.000 entrate. Quindi è come se ci trattasse così da, tra virgolette, pivelli, insomma, ci guardano con molta così, superficialità. Cosa ne dice? Beh, è tipico di un paese che non si fa rispettare, mi perdoni, ma questo lo dobbiamo dire. E dico anche un altro passaggio: noi non abbiamo un quadro di quanti ne abbiamo dentro. Questo è il... Se pensiamo che una volta messi nei vari posti di ospitalità possono anche scappare e non sappiamo dove vanno e fanno quello che vogliono, l'Italia è contrassegnata da questa capacità. Adesso ci saranno hotspot di secondo livello, dice Alfano, che nessuno ha capito cosa sarebbero. Neanche lui. Ok, va bene, giusto per capire. Non è grave. Noi stiamo assistendo, per chi vive il territorio, sta assistendo alla forte difficoltà di gestire quelli che ci sono, e credo anche che vanno a accumularsi al problema già esistente, perché abbiamo la forte immigrazione subita da 10 anni a questa parte. Non dobbiamo dimenticarci, ci sta creando parecchi problemi. E se pensiamo come purtroppo stiamo subendo a Verona, perché molti stanno sostando alle frontiere, alle ferrovie, abbiamo il problema di impegnare le forze dell'ordine per gestire nei giardini gli immigrati che non riescono più a partire per il Brennero e quindi sono fermi, stanno sostando, ed sono forze dell'ordine sottratte all'ordine pubblico. Ma perché ci dimentichiamo di questo aspetto qui, effettivamente. Certo, ma l'ordine pubblico non è un problema solo alla stazione, è un problema ovunque, soprattutto alla periferia di Verona. Questo lo evidenzio perché abbiamo dei tagli orizzontali, verticali dappertutto su quelle che sono le risorse e le forze dell'ordine, e abbiamo una riduzione della sicurezza che è immane. Pertanto è sì che la gente non ha più la certezza di sentirsi sicura a casa sua, perché non abbiamo le forze vengono impegnate per controllare queste persone e che di qualcosa devono vivere, e chiaramente usano anche espedienti di altra natura. Pertanto dobbiamo essere assolutamente realistici. Se poi pensiamo alla politica estera, qua mi riallaccio all'assessore di Padova, ha perfettamente ragione quando dice la Mogherini dov'è finita, perché se non partiamo con un accordo e diamo la possibilità alla Libia di fare un governo, non riusciremo più a fermarli e non riusciremo più a gestirli. Questo è un punto fondamentale se vogliamo minimamente porre un argine a questo problema. E chiaramente l'Europa dov'è? Esatto, allora l'Europa ci impone di prenderci gli immigrati, ma non fa una politica estera. E quindi o si mette d'accordo con se stessa oppure i problemi scoppiano, ed è chiaro che se i paesi si lasciano l'Italia e la Grecia da soli, adesso propongono addirittura 250.000 euro per chi non ospita, come diciamo multa, per chi non ospita l'immigrato nel proprio paese se supera il... Esatto. Però voglio dire, è un riconoscimento di un problema che c'è e tanto lo lasciamo agli altri. Questo è il dramma grosso. E poi mi sovviene da amministratore che non è possibile che per un immigrato ci sia la disponibilità di 250.000 euro e per i nostri cittadini che sono in difficoltà non c'è. Come fanno i nostri cittadini a credere in un'Europa di questo tipo? E dopo è chiaro che la gente non va più a votare, perché vede sperperati le risorse, le poche risorse che ci sono, per cittadini che non hanno contribuito a creare quelle risorse. Mi scuso, ma... E poi mi riallaccio e do solidarietà a chi produce, perché se pensiamo alle tasse che loro pagano, e una parte va a mantenere queste realtà, io avrei dei problemi di coscienza. Jacopo Berti, consigliere, come la vedete? Il problema va affrontato da 3 punti di vista, secondo me. Un problema sicuramente che riguarda l'Europa, più all'esterno, una parte interna che riguarda l'Italia e poi una parte commerciale. Allora, la parte che riguarda l'Europa chiaramente è che noi oggi siamo il ventre mollo dell'Europa.
Allora, c'è stato un problema che volevano andare in Francia, ci hanno messo le barriere e abbiamo visto a Ventimiglia cosa è successo a Tendopoli. Volevano arrivare dai Balcani, hanno bloccato la rotta dei Balcani, li hanno bloccati là. Volevano andare verso l'Austria, hanno messo il muro in Austria. Cioè comunque vada, come noi proviamo a fare qualcosa, ci massacrano. Ma chi ci massacra? L'Europa. Perché sono loro che per primi se ne fregano, ci fanno 100.000 direttive e che i formaggi non devono essere fatti col formaggio e che le cozze devono essere grandi così e che le banche, abbiamo visto cosa è successo con le banche, nessuno che si è accorto di nulla, poi costruiscono muri, vengono sui muri e non si accorge niente l'Europa. Allora, viva Dio, questa è la famosa Europa dei popoli che ci hanno venduto o è un'unione finanziaria di banche che fa gli interessi di pochi? Perché a me sembra la seconda. Quindi questo è il primo problema fondamentale. Noi abbiamo 7.480 km di coste e quindi, volenti o nolenti, arrivano qua. Perché io non li ho visti arrivare in aereo e non li vedo neanche arrivare in macchina con la carta verde alla dogana. E arrivano da noi quindi. Il momento che arrivano da noi non è un problema dell'Italia, perché 100 ne arrivano e 100 rimangono da noi per l'identificazione. Allora, in un'Europa normale, poniamo il caso che 3 potrebbero anche rimanere in Italia, ma 97 devono essere ridistribuiti negli altri paesi della comunità europea e lì identificati, riconosciuti, se profughi che scappano dalla guerra possono essere e devono essere salvati, perché insomma la nostra Costituzione lo dice, ma anche il buon senso, se scatena la guerra nessuno ti vuole rimandare indietro a morire, però gli altri devono essere rimpatriati immediatamente. E questo è l'aspetto esterno. Poi l'aspetto interno, e che è un business fantastico, l'abbiamo visto per la criminalità e per tanti altri, ci fanno i milioni di euro, li arrestano a mazzette in Sicilia, ormai 12 l'altro giorno per associazione a delinquere finalizzata alla tratta dei migranti, cioè è il più bel gioco del mondo e abbiamo visto cosa succede, pensiamo ad Alfano che giù al sud ha fatto questi grandi begli hotspot e cosa succede? 200 e passa milioni di euro di affari e tutti quanti dentro che ci stanno mangiando l'impossibile con le indagini e gli arresti che continuano a venire fuori e gli scandali che anche qui nel nostro Veneto stanno purtroppo venendo fuori. Abbiamo indagini in corso per cooperative coinvolte, quindi non dico niente che non si possa recuperare sui giornali. Terza e ultima questione, la questione commerciale. Sì, sicuramente questo può essere un danno, ma il vero danno oggi, il vero attentato a tutti i lavoratori, a tutti gli imprese, a tutti gli artigiani, noi lo stiamo subendo dagli Stati Uniti da una parte, col trattato transatlantico, col TTIP, che adesso stanno venendo fuori le carte, che pare che quello rischia veramente di azzerare tutte quelle che sono le nostre eccellenze dell'agricolo, del territorio, del DOCG, del DOC. E dall'altra parte la Cina, abbiamo i cinesi che ci stanno colonizzando da dentro, lo stanno facendo in maniera indisturbata, non portano un euro di ricchezza sul territorio perché veniamo a sapere, ci raccontano i commercianti e ci raccontano gli artigiani che si portano le loro squadre dalla Cina e poi le rimandano indietro, quindi non lasciano sul territorio e peggio di peggio l'Europa oggi vuole fare questo MES che si chiama mercato economia di scambio, cioè mettere la Cina praticamente al pari con gli altri paesi europei. Questo cosa vuol dire? Che non pagano più i dazi, non pagano più niente, noi non possiamo esportare niente da loro, loro ci portano quello che vogliono qua da noi, allora lì è veramente finita. Cioè non dobbiamo, come diceva giustamente prima Cesaro, bloccarci su una rete, hanno messo la rete, non hanno messo la rete perché hanno le elezioni in Austria e devono far vedere chi è più forte o meno forte. Passano, qui abbiamo la Cina da una parte e gli Stati Uniti dall'altra che ci stanno schiacciando, se quelli ci schiacciano, qua cambiano, non cambiano, il turismo, qua è finita. Allora i veri problemi che oggi noi dobbiamo affrontare, a nostro modo di vedere, sono questi e che ci stanno mettendo nella situazione, ripetiamo, dal punto di vista dei migranti, l'abbiamo detto all'inizio, dal punto di vista interno di questi affari della criminalità e dal punto di vista esterno del commercio. Consigliera, e allora, che sia un po' da come è stato ventilato, quasi uno specchietto per le allodole, perché in Italia si tirano fuori ogni tanto tipo le unioni civili, tutti sulle unioni civili, poi scopri che ne interessa un italiano su 10, è poca cosa di fatto, cioè si va a grandi filoni, no? Adesso l'attenzione appunto sul Brennero è grave, lo vediamo a categorie produttive, però se fosse invece uno specchietto per l'allodere per nascondere altri grossi problemi, oppure di incapacità di gestione effettivamente, perché poi queste persone che arriveranno, perché ne arriveranno tantissime, molte di più, tra l'altro anche parliamo di minori, perché abbiamo il 56,6% dei richiedenti asilo nel 2015 a un'età tra i 16 e i 17 anni. Questo è un altro problema che si apre. Questo sicuramente poi apre scenari abbastanza anche drammatici dal punto di vista umano, di conseguenza l'aspetto drammatico Io appunto vorrei cercare di aprire un attimino la visuale, non andare in questo momento, non fare un'osservazione riferita alla grande Europa, vorrei spostare appunto il mirino da un'altra parte
sul passo del Tarvisio. Altro valico importantissimo, entrata importantissima dall'Italia verso l'Europa. Mi domando perché si parli a questo punto molto di Brennero e non ci si ricordi che l'Austria ha deciso di chiudere soltanto il Brennero, dove pochi immigrati cercano di come dire, passare il confine e quindi entrare in un territorio europeo più vasto, ma dall'altra parte ci si dimentica che l'Austria non ha mai parlato del passo del Tarvisio e di conseguenza con quel passaggio quasi forzato da parte dell'Austria, con cui sta cercando di canalizzare enormi quantità invece di immigrati che invece percorrendo la via dei Balcani si ritrova ad entrare in Austria e l'Austria ci li convoglia nella nostra Italia. E questo succede a 2 passi dal Brennero, di conseguenza è una riflessione che voglio portare perché ci fa notare l'assoluta inconsistenza di una presa di posizione in questi termini. Quindi sì, parliamo assolutamente del Brennero, parliamo anche del resto, parliamo anche di tutelare quella che è la posizione italiana rispetto all'Europa, posizione che mi sembra negli ultimi anni non sia mai stata presa così seriamente come comunque in quest'ultimo periodo, con anche delle proposte effettive fatte in Europa da parte dell'Italia. L'ultima è appunto stata la questione del Migration Compact, che nel bene e nel male è stata una delle pochissime proposte presentate. Lo traduca per chi non è addetto ai lavori, che sarebbe Migration Compact, che è senza niente tedesco, solo inglese, ma alla fin fine si parla di un progetto presentato dal presidente Renzi, in cui si parla di un intervento da parte dell'Europa intera, quindi tutti gli Stati europei, che si impegnano ad emettere Eurobond per sostenere non qui ma nei paesi di origine il problema, quindi cercare di gestire da un punto di vista economico-finanziario la ripresa e la gestione del problema nei paesi di origine, che tra l'altro è la posizione che, come dire, mi sembra che stia cercando di accomunare le diverse visioni politiche. Dall'altra parte, oltre alle emissioni di Eurobond, si parla invece anche di interventi per quanto riguarda la sicurezza, di conseguenza interventi finanziari per garantire sicurezza e cercare di agire in quei territori di guerra o i territori con fondamentalmente delle difficoltà non soltanto economiche ma anche di tipo appunto di guerrafondaio eccetera. Quindi Migration Compact, che è una visione che mette insieme non soltanto da un punto di vista organizzativo i diversi stati dell'Unione Europea, ma anche da un punto di vista propositivo nei paesi di origine con delle attività di cooperazione che in questo momento risulta essere assolutamente importantissima, cooperazione che avevamo scoperto come anche una grande ricchezza per tutelare lo stesso anche i nostri confini, tutelare le nostre produzioni. Ma è una cosa che richiede molto tempo, ne abbiamo parlato anche con il sottosegretario. Però l'abbiamo pian piano, come dire, un po' sopito questo spirito comunque di intervento dagli anni 90 e per questo motivo assolutamente non concepisco il perché in questo momento si parli di un intervento esclusivamente per alzare muri e non un intervento propositivo per prendere una responsabilità comune. Quello è questo che si sta cercando di fare adesso. Chiarissimo, adesso vediamo cosa dicono altre parti. Prego. Sì, no, io rimango un attimo stupito perché mi sembra di capire che il mondo del commercio, il mondo del turismo ha dei problemi di per sé, ha dei problemi aggiuntivi con questa situazione e parliamo di decisioni che devono prendere gli altri. Cioè, ma noi i problemi li abbiamo adesso, in questo momento? Noi vorremmo risolverli questi problemi, perché l'immagine nel mondo del turismo, l'immagine è determinante. Quando un giornale francese piuttosto che tedesco, austriaco scrive degli immigrati, del pericolo, del terrorismo, eccetera. Dall'estero pensano che siamo invasi, cioè, all'estero hanno un'immagine di noi terrificante. Capisco, ma inquietante. Quando la soluzione non può essere questa. La soluzione non è questa, perché quando un mio cliente entra e mi chiede un letto piuttosto che una bistecca o un vestito, se il vestito è corto o è lungo, io glielo devo accorciare, sistemare e poi glielo vendo. Non è che dico adesso andiamo, vediamo, facciamo, vedremo, organizzeremo. In questo momento io devo dare una risposta al mio cliente. Allora noi siamo dei cittadini, siamo degli imprenditori e vorremmo avere delle risposte. Queste risposte ci vengono date a livello locale,
comunale, provinciale, metropolitano, regionale, statale, che ne so, ma comunque a livello italiano. Non possiamo adesso continuare a dire sono d'accordo quando mi parla del trattato americano, del TTIP, eccetera, sono d'accordo, è uno scandalo. È uno scandalo, sono d'accordo, è inconcepibile. L'altro giorno vedevo una confezione di formaggio mozzarella, allora scritta in cinese con una fotografia del ponte di Rialto, una foto della torre di Pisa e scritto proveniente dall'Austria. Cioè, proviene dall'Austria, è scritta in cinese, ha una e dovrebbe essere una mozzarella. Però io che produco il vino non posso chiamare Tokai il mio Tokai, perché improvvisamente il Tokai è solo austro-ungarico, e quindi lo chiamerò Tai, ma sti problemi li volete affrontare o no? Perché noi apriamo le saracinesche tutte le mattine e tutte le mattine diamo risposte ai nostri clienti, ai nostri fornitori. Accendiamo i camion. O accendete i camion, certamente, ma noi diamo risposte e devo anche dire che siamo molto bravi. Certo. Almeno io conosco la situazione veneta, ma conosco anche imprenditori liguri piuttosto che... Vi porto un esempio, stupidata. Lasciamo un attimo perdere il discorso degli immigrati. Concessioni di balneazione. Nessuno ne parla. Nessuno ne parla. L'altro giorno avevo occasione di parlare con l'assessore, credo di Bibbione, che mi ha detto: ah, ma io ho risolto il problema perché attraverso la regione ho ottenuto una concessione di 20 anni. Sì, dico, bravo, e tutti questi altri? E gli altri? E tutte le migliaia di imprenditori in Liguria, in Versilia, in Sicilia, in Campania, che rischiano di perdere la concessione perché una regola europea ha detto che devono andare a bando. Significa che domani mattina un'impresa inglese, olandese, eccetera, decide di prendere lei dice, siamo anche penalizzati per altre questioni. I 7.500 chilometri di costi italiane e basta. E forse potrebbe essere anche una soluzione, perché se magari li prende l'Olanda, forse non sbarcano più. Forse non sbarcano più, non lo so. Allora, quello che io voglio dire, visto che ho l'occasione di parlare qui di avere degli amministratori, e lungi da me, io non voglio insegnare niente a nessuno perché faccio fatica a fare il mio lavoro, ma voi che conoscete chi è in provincia, in comune, al governo, all'opposizione, in Europa, ma perché non fate fronte comune contro questi soprusi? Perché avete detto voi che sono dei soprusi nei confronti dell'Italia, non lo sto dicendo io, l'avete detto prima. Allora, per cortesia, a nome degli imprenditori del turismo, del commercio, del Veneto, io vi chiedo, fate fronte comune e dateci una mano ad aiutarvi, perché poi, come ricordava bene l'assessore, o bene o male, qualcosa paghiamo, o no? Chiarissimo. Allora, un attimo solo, perfetto. Ci dovrebbero difendere chi ha votato in Europa per far entrare 35.000 tonnellate in più di olio tunisino senza dazio, cioè per esempio parliamo di Flavio Zanonato, per esempio, giusto per restare qui in provincia di Padova. Allora, io devo dare la parola, consigliere, dite tutti la parola, pubblicità rapidissimi, così dopo potete parlare tutti quanti. Prego.